Hola a tutti ragazzoni, bentornati in un nuovo video. Vedete alle mie spalle qua. Oggi è Pasqua, però noi facciamo cose. C'è solo il tempo che è un po' strano. Scusate, c'è vento, però sembra che si stia aprendo. Bene, io devo fare solo una cagata, cioè dovrò cambiare il modulo per le USA di questo faro che non va più, si è bruciato. E intanto qua c'è una hold style da tentare di accendere. Proviamo, vediamo che succede. Diciamo che si sta facendo un restauro, però ci sta. Ed ha 40 anni? 42. Attenzione, ma che bella. Perché cerchetti pure belli. Cosa sarebbero tipo da rifare tutti bene e lasciare questi. Bene, l'unica rottura è che io per tirare giù il faro e rifare, cambiare il modulo, devo tirare giù i paraurti. Quindi adesso niente, iniziamo. Ecco, qui potremo vedere il casino. Qua c'è il modulino dei LED e qua c'è tutto il collegamento, e questo è il modulo che, come potete vedere, si è tipo surriscaldato. Ma la cosa strana è che l'avevo già cambiato. Cioè, questo è il secondo, scusa, il terzo che cambio, e sull'altro faro invece ancora è l'originale. Vabbè. Bene, ho sostituito il modulo, eccolo qua, sul pedello, ho rifatto il collegamento e tutto. Ho ulteriormente qua, allora una volta avevo forato, perché per fare areare il radiatorino del LED, però mi creava condensa. Allora l'ho tappato, cioè scusa, non mi creava condensa, però sull'altro faro sì. Allora ho tappato entrambi e adesso mi crea condensa, quindi ho provato a fare dei forellini per prendere aria, vediamo cosa succederà. E vabbè, con i fari aftermarket, quando fai modifiche, è sempre così. Adesso niente, rimonto il faro e provo a vedere se funziona, e dopo rimontare il paraurti e tutto. Ecco qui ragazzuoli, fatto. Funziona tutto, rampeggia e rampeggia. Questa è quella laterale, adesso l'avevo mollata lì. Adesso si rimonta tutto e basta. Intanto qua la colt si va avanti, è arrivato qua in aiuto un esperto meccanico ingegnere. Un coglione, non un esperto meccanico. Bene, eccoci qua post pranzo, la panza piena, a continuare. Vabbè, più che altro io ho finito, la cosa sta andando avanti, sono state cambiate i tubi, i freni e la pinza. Il disco sarebbe da cambiare, però vabbè, intanto si è cambiato queste cose qua. E dopo niente, olio su e spurgo. Tanto il tempo è sempre invariabile, viene fuori il sole, c'è caldo, e via il sole, c'è freddo. Io sto mettendo via tutte le ultime robe e basta. Abbiamo iniziato a pompare, abbiamo un po' spurgato, Vai. stiamo spurgando di più, di qua, schettina. Vado. Vai. Come lo senti? Vado. Siamo passati al posteriore, come se si vede la pressione, l'olio va anche giù. Aria, bello. Allora c'è l'aria anche dietro? Sì. Vai. Si vede interno, guarda che figata. In tinta con la macchina. No.
Allora, attacca prima in positivo. Vai. Quindi separati qua. Esatto. Non già fa scintille. Vedi, ci sono. Aspetta. Vabbè. Ho tirato, ma ti arriviamo più. No, se fai così io non ci arrivo. Vabbè dai, basta che fa contatto qua. Vai. Ti accendiamo. No, Leighton, La forma del... vai. Beh, guarda che spettacolo. Bellissima, sembra che va a diesel. Fighissima. Adesso andiamo a fare un giretto per testarla un attimino. Eccola qua in moto, funzionante. E frenante anche. Bene, direzione casa, vi faccio gli auguri di Pasqua, anche se tanto il video lo vedrete come minimo in estate o il prossimo inverno, ma vabbè, dettagli. E alla fine è stato un video così breve, veloce. Poi sapete che i giorni festivi sono prestabiliti per fare dei lavori nelle macchine ogni volta. Quindi niente, ci becchiamo al prossimo video e come al solito per supportarmi mettete un like, iscrivetevi al canale e niente, alla prossima, ciao!